Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla Tenso Struttura di Matera per la partita valida per la quinta giornata di campionato Serie A1 femminile di hockey su pista. Torniamo con l'anno nuovo, le partite di campionato, riprende l'avventura in campionato per la squadra materana, reduce dall'esordio in Champions League ad Darmstadt, vincendo per 7-2. e mettendo già un buon primo passo ai quarti di finale, superando così la fase a gironi. Vediamo che entrano le ragazze di casa con la capitana Pamela Lapolla. Vediamo le formazioni che scenderanno in pista agli ordini di Alessandro Ciccolella. Partiamo dalla rotellistica scandianese, che gioca con numero 22 Greta Ganassi, capitano, numero 2 Sofia Ferrarini, numero 8 Maria Vittoria Jimeno, numero 6 Anna Berti, numero 4 Valeria Calia, il numero 3 Alessandra Gallotta, numero 17 Carla Del Valle Marquez, il numero 30 secondo portiere Chiara Pisati. Risponde la Deco Roller Matera con numero 24 tra i pali Giorgia Meneghello, il numero 92 Vanessa De Biasi, secondo portiere, il numero 6 capitano Pamela Lapolla. Numero 46 vice capitano Luisa Lamacchia, il numero 20 Larissa Lamacchia, il numero 4 Berta Tarrida, il numero 27 Rebecca Taccardi, il numero 55 Daniela Capolupo, il numero 7 Francesca Chicca Maniero e il numero 32 è Vanessa Mazzilli. Allenatore per la Deco Roller Matera Valerio Antezza, mentre per quanto riguarda la rotellistica scandianese vediamo Massimo Barbieri. È tutto pronto, le squadre si danno l'ultimo saluto e non sono capace. Vediamo tutto pronto, la carica della panchina della Deco Roller Matera, che vede in panchina anche presidentessa Mariella Perai, oltre a Franco Belfiore e secondo allenatore Mimo Capolupo. Vediamo un po' il percorso per quanto riguarda fino adesso queste due squadre qua. Vediamo la Decom che è prima a punteggio pieno con 9 punti, segue il Valdagno con una partita in più, con 4 partite giocate e 7 punti, a 3 punti la rotellistica scandianese, a 6 punti la rotellistica scandianese giocando 3 partite, 1 punto il Forte dei Marmi, a 0 chiude l'Hockey Scandiano. Vediamo i quintetti che scenderanno in pista appunto agli ordini di Alessandro Ciccolella. Vediamo la rotellistica scandianese che, come di consueto, schiera in porta Greta Ganassi con il numero 22 capitana. Poi vediamo il numero 17 Carla Marquez, il numero 6 Anna Berti, il numero 4 Valeria Calia e il numero 8 Maria Vittoria Jimeno. Risponde la Deco Roller Matera dopo aver fatto la consueta foto di rito. Andiamo a vedere se sarà il quintetto quello classico che sceglierà di mettere in pista Valerio Antezza, quindi Giorgia Meneghello tra i pali, Chicca Maniero, Pamela Lapolla le due colonne in fase difensiva e davanti Rebecca Bebe Taccardi con Berta Tarrida, Ricordiamo appunto che la settimana scorsa il Matera è andata a giocare in Germania la prima partita di Champions, vincendo per 7
2. È partita così questa partita, appunto valida per la quinta giornata del campionato italiano Serie 1 femminile, con il classico possesso palla per quanto riguarda le ragazze di mister Valerio Antezza. Vediamo palla per Berta Tarrida che scende laterale sulla destra, un tiro subito battuto di piatto, palla che finisce all'esterno della rete e arriva il primo tiro in porta di Pamela Lapolla, para bene Greta Ganassi. Ricominciano così 45 secondi di possesso. Passaggio di Berta Tarrida per Chicca Maniero, ancora Berta Tarrida, Chicca Maniero, Bebe Taccardi, Pamela Lapolla. Sappiamo benissimo quando gioca il Matera, soprattutto in casa, la grande quantità di gioco in fase offensiva. Vediamo se quest'oggi la rotellistica scagnanese è venuta nella città dei Sassi per cercare di difendersi il più possibile, magari partire in contropiede, o se provare a giocare questa partita a viso aperto. Vediamo la prima azione di gioco quindi per la rotellistica scagnanese, che è in possesso con Anna Berti. Bello scarico, attenzione, peccato che non è riuscita a trovare il passaggio per la numero 8 Maria Vittoria Jimeno, che adesso parte in contropiede da sola, però difesa già schierata da Roller Matera. Sbaglia il passaggio Maria Jimeno, parte in contropiede Taccardi, bella parata di Greta Ganassi, un bel 2 contro 1 Taccardi Lapolla, che sicuramente doveva sfruttare al meglio. Taccardi, conoscendola, una come lei tecnicamente molto forte, sicuramente avrebbe potuto sfruttare meglio quell'occasione, che adesso tenta il passaggio dentro per Chicca Maniero. Pallina intercettata da Valeria Calia, che fa partire l'azione della rotellistica scaglianese. Anna Berti, Carla Marquez, ancora Anna Berti, che adesso deve superare la metà campo, altrimenti scadono in 5 secondi di gioco. Palla ancora per la numero 8 Maria Jimeno, affrontata bene da Chicca Maniero. Rebecca Taccardi recupera palla ma si fa rimontare, perde palla nella propria metà campo, regalando così possesso ancora alla rotellistica scagnanese per altri 45 secondi di attacco. Tiro di Valeria Calia sulle ginocchiere di Rebecca Taccardi. Attenzione, un 2 contro 1 per la rotellistica scagnanese. Per fortuna Chicca Maniero riesce a intercettare. È entrata un po' molle quest'oggi la formazione materana. Vediamo alcuni passaggi sbagliati. Come dicevo, entrate un po' troppo molli oggi le ragazze. Sicuramente adesso mister Valerio Antezza dà indicazioni giuste per esprimere tutto il potenziale offensivo che ha questa squadra. Vediamo Pamela Lapolla nell'angolo, affrontata da Maria Jimeno, scarica per Berta Tarrida. Chicca Maniero va a fare un blocco centrale, attenzione, bel tiro di rovescio di Berta Tarrida da metà campo, para bene Greta Ganassi. Parte così la nuova azione d'attacco della rotellistica quando sono passati esattamente 4 minuti dall'inizio della partita. Possesso un po' troppo corto quello della rotellistica, che ha cercato subito una conclusione da metà campo da parte di Valeria Calia. Così torna in attacco la Deco Roller Matera, che vediamo le ragazze in panchina con le coperte perché fa molto freddo oggi. Quest'oggi a Matera nevica, questo sabato 20 gennaio, una freddissima giornata qui a Matera. Infatti al palazzetto
fa abbastanza freschetto. Qui vediamo Massimo Barbieri che riprende subito Valeria Calia per l'azione precedente, dicendogli che appunto ha fatto un possesso molto molto corto. Attenzione, Anna Berti scarta Chicca Maniero, parte in velocità, 1 contro 1, bravissima la Chicca che riesce a recuperare bene su Anna Berti e lanciando perfettamente per Pamela Lapolla. Brava Chicca. Difficilmente sappiamo, soprattutto nell'1 contro 1, una delle sue doti principali in fase difensiva per quanto riguarda la giocatrice della nazionale italiana Francesca Maniero. Pamela Lapolla, un bel gancio, supera la numero 17 Carla Marquez e va con un tiro accompagnato, para ancora bene Greta Ganassi, ricomincia il possesso della roller. Berta, tiro da metà campo, prende Pamela, la palla rimane lì e arriva il primo fallo di squadra a favore della rotellistica scandianese contro il Matera. Fallo commesso da Pamela Lapolla che vediamo prende una botta alla schiena come Carla Marquez nell'angolo. Vediamo qui Anna Berti marcata da Chicca Maniero, riparte con una punizione nell'angolo basso la rotellistica che butta via la palla e far partire il contropiede per il Matera. Rebecca Taccardi, Pamela Lapolla, 3 contro 3, sbaglia il passaggio Pamela però per Berta, quindi deve andare a difendersi dietro la porta. Palla fuori, Chicca Maniero scarica per Berta Tarrida che chiama nuova azione d'attacco con un giro 3 classico. Rebecca Taccardi che secondo me dovrebbe lei andare a giocare davanti al portiere e lasciare magari Chicca Maniero fuori a giocare con Berta Tarrida e Pamela Lapolla, ma più per una questione dei ruoli. Vediamo Berta Tarrida, eccolo qua il primo gol della giornata col numero 27 Rebecca Taccardi. Abbiamo appena visto, stavamo proprio dicendo Rebecca Taccardi che deve andare a giocare davanti alla porta, proprio davanti alla porta. Infatti così è stato, un bello scambio veloce dietro porta, lei Pamela Lapolla, lo scandiano non è riuscita a cambiare velocemente marcatura, palla per Rebecca Taccardi che facendo girare il corpo a Greta Ganassi la infila sul primo palo. Attenzione, vediamo, e c'è il primo cartellino blu per la numero 17 Carla Marquez. Abbiamo visto uno scontro nel metacampo della rotellistica scandianese. Sicuramente il direttore Alessandro Ciccolella ha visto un aggancio e ha deciso così di dare il primo cartellino blu. Quindi Carla Marquez seduta in panca puniti e punizioni di prima per la Deco Roller Matera. Si presenta sul dischetto Rebecca Taccardi, vediamo se riesce nel giro di pochissimi secondi a portare la Deco Roller Matera sul 2-0 e per la propria doppietta personale. Vediamo, tutto pronto? Altrimenti ci saranno i consueti 2 minuti di power play per il Matera. Parte Bebe Taccardi, gancio sulla sinistra, gol, 2-0. È così arrivato a 18 minuti e 15 dalla fine del primo tempo il 2-0 della Deco Roller Matera e la doppietta, la prima del campionato di quest'anno di Rebecca Taccardi. Rientra così subito la quarta giocatrice in movimento per la rotellistica scandianese perché ha segnato appunto il Matera. Caso contrario non avesse concluso in rete Bebe Taccardi sarebbero rimaste in 3 per 2 minuti, come sappiamo benissimo. Recupera palla subito Berta Tarrida, apre per Pamela Lapolla e per una nuova azione d'attacco del Matera. Vediamo che intanto si presenta Chicca Maniero al centro, scambia con Rebecca Taccardi, fa una finta di tiro di rovescio, palla recuperata dalla difesa. Adesso c'è la palla, si ferma dietro la porta, vediamo la balaustra, Pamela, Berta, palla per Chicca Maniero, classico, che tira sui parastinchi di Anna Berti. Ancora Berta Tarrida, il blocco di Chicca Maniero sulla giocatrice numero 2 che intanto è appena entrata, Sofia Ferrarini.
è penetrata nelle file della rotellistica scandianese, pronta anche Alessandra Gallotta, che entra adesso, fa il suo ingresso in pista al posto di Valeria Calia. Vediamo possesso di palla Alessandra Gallotta, che fa il passaggio per Anna Berti, che tenta il passaggio dentro per la giocatrice numero 8 Maria Jimeno, ma recupera bene Pamela Lapolla, fa partire contropiede 2 contro 2 Pamela e Berta, tiro accompagnato di Berta sulla difesa della rotellistica. Mister Massimo Barbieri che urla di lanciare il contropiede per un'azione veloce, ha voluto ragionarla di più Anna Berti, passandola a Maria Jimeno. E eccolo anche il primo cambio della Deco Roller Matera, entra con la classica staffetta che fanno Rebecca Taccardi e appunto Luisa Lamacchia, che recupera palla adesso, mette subito dentro per Pamela Lapolla, recupera bene Alessandra Gallotta. Nuova azione per il Matera, vediamo Pamela scarica dietro per Berta, Berta per Francesca Maniero, la chicca scarica per Berta, vediamo al centro dell'area di rigore Luisa e la giocatrice numero 8 Maria Jimeno, che intanto fanno sportellate. Bella incursione di Pamela, ferma bene Greta Ganassi, ancora Pamela dietro per chicca, apre per Luisa, classico taglio di Berta Tarrida, passaggio bello, Berta tiro, bella parata di Greta Ganassi sul primo palo. Altri 45 secondi di gioco per il Matera, che adesso dopo qualche minuto dove ecco la bellissima azione della Deco Roller Matera, Berta per Luisa con lo con il taglio centrale di chicca Maniero, para bene Greta Ganassi. Stavamo dicendo, dopo i primi 2 minuti e mezzo, dove era partita un po' troppo molle, conoscendo il potenziale della Deco Roller Matera in partita, vediamo che adesso invece, con i 2 gol di vantaggio messi a segno da Rebecca Taccardi, ha incominciato a creare già un sacco di azioni pericolose, impegnando così Greta Ganassi, portiere della rotellistica. Vediamo passaggio dentro di Berta Tarrida, non riesce con la deviazione Luisa Lamacchia, ancora Berta, passaggio per la chicca, si trova al centro, ce l'ha sul rovescio, decide di tornare indietro per Pamela, Berta, ancora Luisa, palla per Pamela che scende, va dietro porta da Berta, Berta passaggio per Pamela, peccato. Eccolo il primo time out della partita chiamato da Massimo Barbieri, quindi dalla rotellistica scandianese. Massimo Barbieri che si sta facendo sentire con le proprie giocatrici e pensando a come limitare quantomeno il più possibile il potenziale offensivo della Decom Roller Matera, che invece sta ascoltando il proprio mister Valerio Antezza. Primo time out quindi chiamato da mister Massimo Barbieri quando mancano 14 minuti e 37 alla fine del primo tempo, punteggio sul 2-0 per la Deco Roller Matera. Riprende la rotellistica scandianese con una punizione a 2 dall'angolo alto della propria metà campo. Vediamo la numero 17 intanto, che è rientrata dalla panca puniti, Carla Marquez, dopo essere stata espulsa col cartellino blu e automaticamente col gol di Rebecca Taccardi dalla punizione di prima. Vediamo Alessandra Gallotta, recupera la pallina, attaccata, pressata da Pamela Lapolla, attenzione, fallo, vediamo cosa c'è, sì, fischiato solo fallo di squadra. Pamela Lapolla riesce a pressare Alessandra Gallotta rubandogli la pallina, che a quel punto li è costretta a atterrarla quasi ormai in area di rigore. Pamela, capitana della Decor Roller Matera e della nazionale italiana femminile.
Attenzione, scambio, chiama lo schema Pamela, scambio con Berta, chiude bene Maria Jimeno. Pamela, vediamo taglio di Chicca Maniero che poteva essere servita da Pamela, che ha voluto invece andare più sul sicuro per Berta Tarrida. Ancora Pamela, gira dietro porta, affrontata da Maria Jimeno, inversione, scivola Maria Jimeno, alza e schiaccia dietro porta di Pamela, non riesce a schiacciarla, allora decide di ritornare indietro da Berta Tarrida, che stavolta ha tentato un tiro un po' troppo forzato. C'era Chicca Maniero libera, poteva essere servita più facilmente, invece ha preferito questo tiro un po' troppo forzato, finito sui parastinchi della difesa dello Scandiano. Vediamo Pamela, passaggio dentro per Chicca Maniero, tiro, bellissima girata di Chicca Maniero che ce l'aveva a spalla alla porta, bellissima azione personale della Chicca. Palla recuperata dalla rotellistica scandianese, che è costretta a dover buttare pallina, proprio letteralmente parlando, per un pressing adesso molto alto per quanto riguarda Matera, che vuole cercare di recuperare subito pallina appena perde il possesso per cercare una nuova azione d'attacco, come vediamo in questo momento. Berta Tarrida scarica per Pamela La Polla, ancora Berta, passaggio dentro per la Chicca, apre per Luisa La Macchia, sta giocando bene adesso Matera. Ancora Berta Tarrida, Chicca Maniero, Pamela La Polla, 1 contro 1 di Pamela, cerca passaggio dentro per Berta che non si intende però con Pamela, perdendo così la pallina. Peccato, Chicca Maniero non è riuscita a intercettare questo passaggio di Anna Berti per Maria Jimeno. Carla Marquez gira dietro porta, giocatrice mancina, si ferma, attacca bene Berta Tarrida, passaggio dietro per Alessandra Gallotta. Maria Jimeno supera bene Chicca Maniero e prova la conclusione. Bel tiro di Maria Jimeno, fuori dallo specchio della porta, però vediamo per adesso una Giorgia Meneghello non impegnata. Chicca Maniero, contropiede, Luisa La Macchia, bellissimo passaggio di Chicca Maniero, bellissimo passaggio di Chicca Maniero, tira al volo Luisa La Macchia, un tiro spazzato, para bene Greta Ganassi. Palla a 2, vediamo ingaggio a 2 vinto dalla difesa dello Scandiano. Parte così il contropiede, un 2 contro 2 della rotellistica scandianese con Carla Marquez, affrontata bene da Chicca Maniero. Pamela La Polla, peccato, Chicca sbaglia il passaggio per Pamela, fortunatamente recupera bene Berta Tarrida in difesa. Berta, passaggio per Luisa, sappiamo, come abbiamo detto prima, la classica staffetta, entra una esce l'altra, Luisa La Macchia, Rebecca Taccardi. Berta Tarrida sbaglia ancora passaggio per Luisa La Macchia, purtroppo fa partire così la nuova azione della rotellistica scandianese con Maria Jimeno, apre per Anna Berti, prova il tiro di piatto, para bene, eccola la prima parata di Giorgia Meneghello, facile su tiro di Anna Berti. Chicca Maniero, finta di passaggio per Pamela, peccato, ha voluto aspettare quel secondo in più Chicca Maniero. Passaggio dietro per Pamela La Polla, chiede a Luisa La Macchia di entrare sul primo palo, ma poi preferisce aprire il gioco per Chicca Maniero. Berta Tarrida, finta di tiro, passaggio per Pamela La Polla, ancora Berta Tarrida, sì, riesce a controllare la sfera, aprire per Chicca Maniero. Chicca, finta di tiro battuto, passaggio per Pamela, fallo di squadra qua che ha dovuto commettere Carla Marquez, perché Pamela stava andando alla conclusione di rovescio. Vediamo questo ingaggio a 2, questo ingaggio a favore del Matera, passaggio dietro di Pamela un po' troppo molle per Berta, ha dovuto concludere Chicca Maniero invece, che adesso recupera la pallina, serve Luisa La Macchia, un fallo, vediamo qua, no, non fischiato dal direttore Ciccolella. Parte così nuova azione della rotellistica, Chicca Maniero riesce a pressare bene, costringe la difesa dello Scandianese a un passaggio sbagliato, e questo è un po' quello che penso che vuole mister Valerio Antezza. Appena si perde la palla, un bel pressing subito sulla portatrice di palla, costringendola a un passaggio veloce, sbagliato,
riesce a intercettare subito il Matera e ripartire poi a sua volta in contropiede. Vediamo Anna Berti, bravissima Chicca Maniero a rubarli palla. Vediamo Pamela Lapolla con Alessandra Gallotta nell'angolo, vince Pamela Lapolla, entra, tiro, aia! Sicuramente questa l'ha sentita Anna Berti, che si è presa questo tiro addosso di Pamela Lapolla dal limite dell'area. Vediamo ancora Pamela Lapolla che recupera l'ennesima pallina, fa partire il contropiede per Berta Tarrida, 2 contro 2, Chicca Maniero, giusto, brava Chicca, non c'era lo spazio necessario per andare a concludere, decide di tenere palla, far girare la sua squadra. Berta Tarrida, ancora Chicca Maniero, passaggio per Pamela, affrontata da Anna Berti. Vediamo, chiama ancora il time out mister Massimo Barbieri per quanto riguarda la rotellistica scandianese, quindi alla prossima interruzione. Sbaglia il passaggio qua Luisa per Pamela e fischia così i 5 secondi Alessandro Ciccolella. Eccolo qua il secondo time out quando mancano 8 minuti e 38 alla fine del primo tempo. 2-0 per la Deco Roller Matera. Rientra Rebecca Taccardi a posto di Chicca Maniero. Buona partita per lei la Chicca anche oggi. Cerca di pressare la propria giocatrice e poi davanti vediamo che riesce, come al suo solito, a far girare bene la palla. La squadra ormai punto fermo da diversi anni della nazionale italiana femminile, Chicca Maniero, che ricordiamo gioca anche lei come Pamela Lapolla, le uniche 2 ragazze in Italia a giocare con una squadra maschile in Serie A2. Chicca Maniero a Correggio e Pamela Lapolla invece proprio qui a casa sua a Matera, uniche 2 ragazze in Italia che oltre a fare il campionato appunto femminile con il Matera giocano coi maschi nel campionato di Serie A2 appunto maschile. Chicca Maniero nel Correggioche e Pamela qui a Matera. Finisce così anche il secondo time out. Vediamo palla in possesso della rotellistica scandianese con Anna Berti che servirà Carla Marquez con numero 17, parla dietro per Maria Jimeno, affrontata da Berta Tarrida nell'angolo, li tocca pallina Pamela, quel tanto che basta per far perdere il possesso allo Scandiano. Vediamo qua Antezza sicuramente nel time out ha chiamato questo tipo di azione con un rombo statico per vedere come si comporta la rotellistica, come affronterà questa azione in difesa della rotellistica. È giusto anche ogni tanto cambiare un po' quelle che sono le carte in gioco. Attenzione, contropiede Anna Berti davanti a Giorgio Meneghello, para bene Giorgia sul proprio palo, primo palo appunto stavamo dicendo, sicuramente mister Valerio Antezza. Attenzione, contropiede Pamela Lapolla, passaggio dentro per Rebecca Taccardi, ferma bene Maria Jimeno. Sicuramente stavamo dicendo mister Valerio Antezza nel time out ha chiamato questa azione offensiva, questo rombo classico con il perno che fa girare palla. Bellissimo scambio Berta e Bebe. Adesso è un assalto delle giocatrici del Matera, para ancora Greta Ganassi con il perno, stavamo dicendo. Vediamo qua, vedete Pamela Lapolla che chiama Rebecca di giocare largo sulla sponda e questo rombo abbastanza largo fa girare palla e poi in teoria una delle 2 giocatrici sulla sponda dovrebbero, come in questo caso, puntare la propria avversaria e creare questa superiorità numerica che vediamo anche adesso, come è capitato proprio in questa azione, puntare la propria avversaria e andare in superiorità numerica, che nel nostro sport è fondamentale, saltare il proprio avversario e creare questa potenziale superiorità. Bel tiro di Pamela, peccato
non riesce a inquadrare la porta. Un bel tiro di piatto di Pamela Lapolla. Vediamo. Palla recuperata da Maria Jimeno, che lancia per Anna Berti. 2 contro 2. Un tiro accompagnato facile per Giorgia Meneghello. Palla recuperata dalla difesa materana. Rebecca Taccardi. Berta. Ecco qua, prima c'era Pamela a gestire, adesso si è messa Berta. Poco importa, 2 grandi giocatrici a livello internazionale che sanno far girare bene la palla. Luisa Lamacchia, vediamo in possesso, decide di andare dietro porta, scaricare per Berta Tarrida. Qua ci sarà il taglio adesso di Pamela Lapolla, eccolo, finta di tiro di Berta, passaggio per Pamela, tiro di Pamela, bellissima azione, provate e riprovate in allenamento questa qua, sicuramente per le ragazze di mister Valerio Antezza. Tiro ancora di Luisa Lamacchia quando stavano scadendo i 45 secondi, para bene Greta Ganassi, parte il contropiede della rotellistica. Maria Jimeno, finta di tiro, decide di rallentare un po' l'azione, viene attaccata da due giocatrici del Matera che riescono a rubargli la palla. Berta Tarrida lancia, peccato, Rebecca che non riesce a controllare, eccolo qua, vediamo che rientra Chicca Maniero al posto di Luisa Lamacchia, batte subito la stecca contro Pacche per farsi dar palla, la riceve, passaggio per Pamela, entra Chicca Maniero, Pamela non gli restituisce la palla, decide di andare da Berta che prova questo tiro accompagnato verso la porta, pallina che si alza troppo nei limiti di regolamento e quindi fischia Alessandro Ciccolella. Punizione a favore del Matera, passaggio di Chicca Maniero per Pamela che apre per Berta. Ecco qua l'azione che vediamo già da qualche minuto in fase offensiva del Matera, questo perno, rombo largo, vediamo qua la giocatrice laterale Berta che scarica, che scende sul laterale appunto, scarica dentro per la punta Rebecca Taccardi che ha preferito stavolta girarsi per un'azione personale e andare a una conclusione di rovescio battuto. Palla recuperata, vediamo un 3 contro 2 adesso, Pamela, Berta, la decisione è arrivata un po' troppo tardi quella di Berta, pardon. Dopo un bello scambio di Pamela poteva tirare o di prima o comunque riscaricare dall'altra parte che c'era Rebecca Taccardi sul secondo palo. Cambio della rotellistica scandinese, lì entra Alessandra Gallotta, esce con numero 8 Maria Jimeno, bellissimo, di solito non le sbaglia queste opportunità la capitana Pamela Lapolla, bella triangolazione che ha fatto con Rebecca Taccardi, purtroppo andando a tirare spazzato di prima non è riuscita a inquadrare lo specchio della porta. Bello il passaggio di ritorno di Rebecca Taccardi, pallina perfetta sul bastone a Pamela che però stavolta purtroppo non è riuscita a inquadrare la porta. Chicca Maniero, bel passaggio che ha fatto a Rebecca, non era pronta la giocatrice, bellissima azione del Matera, para benissimo Greta Ganassi, una bellissima azione di Chicca Maniero, Rebecca Taccardi che nel giro di pochi secondi ha tentato 2 passaggi perfetti, possiamo dire, prima per Pamela Lapolla che non è riuscita a inquadrare lo specchio della porta, stavolta per Chicca Maniero è riuscita a tirare in porta, ha parato bene. Qua intanto c'è il fallo su Chicca Maniero non fischiato, che purtroppo Chicca Maniero non è riuscita a inquadrare, a segnare, perché comunque la porta l'aveva presa. Però 2 passaggi bellissimi di Rebecca, prima per Pamela e poi per la Chicca. Ancora azione del Matera, adesso veramente è un assedio quando mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. Vediamo se la rotellistica scandinese riesce a creare un'azione d'attacco, vediamo se riuscirà adesso con Anna Berti che scende dalla destra, si accentra, tiro battuto di rovescio, pallina che va a finire all'esterno della rete, recupera così il Matera. Chicca Maniero, Berta Tarrida, Rebecca Taccardi per Pamela Lapolla, passaggio per Chicca Maniero, si trova in area, punta, no, mamma mia, che passaggio di Chicca Maniero,
Bellissimo passaggio, chicca Maniero, che da una parte dell'area all'altra fa questo passaggio alle spalle della giocatrice dello Scandiano. Arriva Rebecca Taccardi. Abbiamo perso. Taccardi che a un passo, un metro neanche, forse di meno dalla porta, deve solo spingere la pallina in rete, ma possiamo dire che questo gol è di chicca Maniero. Un passaggio che, se chiediamo, attenzione qua, bella parata di Greta Ganassi, ha tentato il rasoterra Berta Tarrida. Stavamo dicendo, se chiediamo a queste 100 persone che sono sedute qui oggi alla Tenso Strutture di Matera chi poteva vedere quel passaggio che ha fatto chicca Maniero, penso che in pochi avrebbero visto questa soluzione. Lei, sappiamo, l'abbiamo già detto prima, giocatrice che fa la differenza nel nostro campionato di Serie 1 femminile. Chicca Maniero adesso rientra, fermata bene da Carla Marquez. Quindi 3-0 e un buon, attenzione, Berta Tarrida non vede passaggi di Pamela La Polla. Bellissimo sottogamba di Alessandra Gallotta che ha saltato proprio Rebecca Taccardi. Quindi quando siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo tempo vediamo il risultato che si porta sul 3-0. Vedremo sicuramente un secondo tempo dove Matera cercherà di addormentare la partita il più possibile e magari con qualche azione, come in questo caso, chiuderà la partita, o se la rotolistica scandianese accorcerà le distanze e riaprirà invece la partita quando mancano 22 secondi alla fine del primo tempo. Il possesso, l'ultimo possesso sarà per la rotellistica, palla per Alessandra Gallotta, vediamo se tentano l'ultima azione. Passaggio per Sofia Ferrarini, attaccata da chicca Maniero. Sofia Ferrarini apre per Carla Marquez, passaggio dentro, bello, forse l'azione più bella dallo Scandiano di questo primo tempo, arrivata proprio a 2 secondi dalla fine dal suono della sirena. Vediamo che Sofia Ferrarini ha aperto bene dalla balaustra al centro del campo per Carla Marquez, che ha tentato questo passaggio dentro a mezza altezza per Anna Berti, che non è riuscita. Bel passaggio, finisce così il primo tempo sul risultato di 3-0, però queste due ultime azioni dello Scagnano ci dicono che nel secondo tempo hanno intenzione di riaprire la partita.
Riparte così la seconda frazione di questa quinta giornata di campionato Serie 1 femminile, campionato italiano in Serie 1 femminile tra Deco Roller Matera e Rotellistica Scandianese. Risultato concluso nel primo tempo per 3-0 grazie alla doppietta di Rebecca Taccardi, alla tripletta, pardon, di Rebecca Taccardi, con il secondo segnato su punizione di prima. Vediamo così che ricomincia il secondo tempo. Vediamo palla persa da Pamela Lapolla, recuperata da Carla Marquez. Recupera bene ancora Chicca Maniero. Bellissimo primo tempo della giocatrice novarese, ma ormai da tanti anni a Correggio. Palla per Rebecca Taccardi, Berta Tarrida che scende dalla destra, passaggio dietro per Pamela, ancora Chicca, giro palla veloce adesso delle ragazze di Mister Antezza. Pamela, ancora Chicca, passaggio dentro per Pamela, ferma bene la difesa della Rotellistica Scandianese. Palla per Valeria Calia, Anna Berti affrontata da Bebe Taccardi, ancora Carla Marquez che poteva tentare la conclusione, c'era un po' di spazio al centro della metà campo, ha voluto invece servire Anna Berti che ha tentato lei un tiro accompagnato. Para bene Giorgia Meneghello, fino adesso pochissime le parate della giocatrice portiere vicentina, arrivata da Montecchio nella giornata di ieri. Rebecca Taccardi prova un tiro di battuto di rovescio dalla metà campo, pallina che esce dal rettangolo della pista. Ricordiamo il prossimo impegno sabato prossimo per le ragazze materane in casa contro le fortissime giocatrici spagnole del Gijón. Abbiamo visto che sono andate sabato scorso a vincere in terra tedesca, in Germania, al freddo. Ci hanno raccontato che si moriva di freddo a Remscheid, e sabato questa settimana si dovranno allenare alla grande, perché sabato arrivano le giocatrici spagnole impegnate in Argentina a fare la Coppa Intercontinentale, e sabato saranno qui a Matera, nella città dei Sassi, per la seconda giornata. Attenzione, contropiede Rebecca Taccardi per Pamela, la palla rimane lì, para bene Greta Ganassi. Stavamo dicendo, vengono le ragazze spagnole qui ad affrontare la squadra più forte da 2 anni in Italia del Matera. Vedremo come se la caveranno le giocatrici di Mister Antezza, vedremo come prepareranno la partita e come affronteranno lo squadrone spagnolo. Ci sarà ancora una settimana per le ragazze materane per preparare questa grande sfida che si giocherà sabato prossimo qui alla Tenso Struttura di Matera. Intanto torniamo alla partita. Jimeno prova questo tiro sul primo palo, rimane ferma Giorgia Meneghello, pallina che gli viene battuta addosso, quindi quella di sabato prossimo contro il Gijón, formazione spagnola, sarà la seconda partita del girone di Champions League. Ricordiamo, girone formato da 3 squadre. Il Matera è andata a vincere sabato scorso in Germania la prima partita, e possiamo dire, come abbiamo detto prima, che su 3 squadre passano le prime 2, vincendo la prima partita per di più fuori casa. È stato un'ipoteca per il passaggio del turno ai quarti di finale, eliminazione diretta. Adesso verranno qui le spagnole sabato prossimo, poi attenzione, contropiede, tiro accompagnato di Berta Tarrida, parla bene Greta Ganassi. Poi il 10 di febbraio le ragazze del Matera andranno a giocare il ritorno in Spagna, e poi ci sarà l'ultima in casa
piccole giocatrici tedesche del Remscheid qui a Matera, che sarà la partita, diciamo, valevole. Attenzione, chicca Maniero, no, esterno della rete. Ha fatto un bel gancio, parato bene Greta Ganassi, la palla è rimasta lì, non se l'aspettava forse di avere la ribattuta subito la chicca, che non è riuscita a concludere in rete. Adesso viene incontro bene, bellissimo scambio. Abbiamo visto, oh, bella azione, abbiamo visto Pamela Lapolla pressata nel proprio angolo della propria metà campo. Chicca Maniera gli è venuta incontro giustamente smarcandosi, hanno fatto un doppio scambio veloce. Pamela ha potuta andare a concludere rasoterra, però purtroppo non riuscendo a superare Greta Ganassi. Parte Chicca Maniera in velocità a destra, gancio, fermata bene Anna Berti qua in questo caso, è stata fermata bene da Anna Berti. Chicca Maniera intanto vediamo pronta al cancellino della panchina di casa del Matera Larissa Lamacchia, quindi fra qualche istante farà il suo esordio anche lei in questa partita, sorella di Luisa, immaginiamo al posto di Rebecca Taccardi. Contropiede, palla per Pamela, la chicca, qua ci sarà un rigore, pensiamo, no, vediamo che la chicca guarda il direttore Cicolella sorridendo con un sorriso sarcastico, perché sembrava un rigore abbastanza netto. Non è stato fischiato invece dal direttore di gara. Vediamo qua Berta Tarrida pressata da Carla Marquez, si libera bene, apre per Pamela Lapolla, tiro accompagnato, deviato, la palla finisce nell'angolo, recupera Rebecca, ancora palla per Pamela, Berta, Valerio Antezza chiama uno schema a 2, vediamo se lo ascolteranno le ragazze. Attenzione, si gira, ha tentato un tunnel dal limite dell'area, Rebecca Taccardi ha fermato bene, eccolo qua, il gol della rotellistica scagnanese, eccolo qua, forse si riapre, vediamo se con questo gol riapre un po' la partita la rotellistica scagnanese. Ha voluto Rebecca Taccardi tentare un 1 contro 1 dal limite dell'area, la pallina purtroppo non è passata sotto le gambe della giocatrice dello Scagnano, è partito il contropiede che ha visto segnare Maria Jimeno con numero 8, un po' sorpresa qua Giorgia Meneghello, che adesso vediamo strecciare l'adduttore, speriamo che non è successo niente di male, un po' sorpresa da questo tiro sopra il suo casco di Maria Jimeno, e quindi 3-1 quando mancano 17 minuti e 50 dal fine del match. Vediamo se con questo gol, bella azione del Matera, Chicca Maniero, passaggio dentro di prima per Pamela Lapolla che non è riuscita ad arrivare a concludere. Chicca Maniero, qua c'è un altro fallo adesso non fischiato dal direttore Ciccolella. Vediamo se con questo gol ha riaperto un po' la partita la rotellistica scagnanese o se il Matera riesce invece a risegnare riportando a 3 le distanze. Vediamo cosa ha fischiato il direttore Ciccolella. Blu ad entrambe, ha visto, vediamo c'è stato, vediamo mister Massimo Barbieri che chiede a Ciccolella cosa ha visto. Allora, c'era un'azione in attacco della Deco Roller Matera che stava provando un'azione offensiva. Abbiamo visto uno scontro tra Pamela Lapolla e la numero 17 che è al suo secondo blu di oggi, quindi deve stare molto attenta. C'è stato questo scontro, ha fischiato, ha voluto estrarre un cartellino blu per entrambe le giocatrici. La panchina dello Scagnano si è lamentata molto con il direttore di gara Ciccorella. Non sappiamo perché, non ho ben visto sinceramente questo scontro
chi è che ha iniziato a fare fallo per primo. Fatto sta che ha tirato fuori 2 cartellini blu per entrambe le giocatrici, una del Matera. Adesso Chicca Maniero chiede all'arbitro perché a 2, visto che la palla era in possesso del Matera. Quindi questo blu da entrambe le parti, quindi fa rientrare la quarta giocatrice da entrambe le parti. Ricordiamo quando si prendono due blu insieme contemporaneamente, una giocatrice per squadra, non si gioca più un 3 contro 3, ma si può fare entrare la quarta giocatrice da entrambe le parti, ristabilendo la parità numerica. Vediamo che al posto di Pamela Lapolla, appunto espulsa col cartellino blu, è entrata Luisa Lamacchia, mentre nelle file della rotellistica scandianese anzi è entrata al posto dell'espulsa Carla Marquez Sofia Ferrarini col 2. Quindi 2 minuti a testa sia per Pamela che per Carla Marquez. Vediamo un po' questa partita. Bellissimo il passaggio di Rebecca Taccardi per Luisa Lamacchia, bellissimo assist in girata di Rebecca, che ha voluto dare questa pallina d'oro, possiamo dire, a Luisa, che non è riuscita a mettere palla in rete. Con questo gol dello Scandiano possiamo dire, con questo 3-1, che si è accesa un po' la partita, una partita un po' troppo morta. Prima, attenzione, la palla rimane lì, brava Alessandra Gallotta che prende questo tiro di Luisa Lamacchia sui parastinchi dopo una bella incursione da destra di Rebecca Taccardi. Vediamo Berta Tarrida con questo gol, appunto dicevamo, dello Scandiano. Con questo gol dello Scandiano si è accesa un po' questa partita, che dopo il 3-0 del primo tempo era un po', passatemi il termine, morta, perché pensavamo alla classica goleada del Matera. E invece dobbiamo dire che lo Scandiano è rientrato dagli spogliatoi con tutto un altro piglio. Vedete qua, nel primo tempo non si era mai visto un raddoppio della balaustra da parte delle giocatrici di Massimo Barbieri, con la conclusione di Maria Jimeno. Appunto dicevamo nel primo tempo che non si vedevano questi raddoppi difensivi, queste azioni in attacco. Ancora vediamo qua palla recuperata, quindi forse questo gol ha dato un po' di morale alle giocatrici di Massimo Barbieri. Vedremo se riescono a farne un altro portando la partita sul 3-2 o se invece subiranno il quarto gol del Matera. Adesso vediamo il classico possesso del Matera, bellissima finta di tiro e tiro poi di Chicca Maniero, respinto dalla difesa dello Scandiano. Qua fallo, Berta Tarrida ha tentato un tunnel a Maria Jimeno, che ha atterrato la giocatrice spagnola scontrandosi e fischiando un fallo in attacco. Intanto vediamo che rientra con la casacca numero 17 Carla Marquez. Ricordiamo che ha 2 cartellini blu sulle spalle, deve stare molto attenta perché al prossimo cartellino blu verrà espulsa definitivamente con il cartellino rosso. Massimo Barbieri prende questo rischio di rimandarla in pista, consapevole però che, appunto dicevamo, se dovesse prendere un altro cartellino blu rischia di lasciare la sua squadra, corre il rischio. Vediamo, parte Carla Marquez qua, sinistra, rientra bene, bellissima azione personale di Carla Marquez, risponde bene stavolta Giorgia Meneghello. Bella azione ha fatto Carla Marquez, che ha protetto palla col corpo entrando dalla laterale sinistra verso il centro. È riuscita Giorgia Meneghello con la stecca a togliergli la palla. Vediamo Chicca Maniera, peccato, alta, si era recuperata, aveva trovato il metro dalla propria avversaria che la stava difendendo. La Chicca ha tentato questo tiro di rovescio battuto, la palla è finita un po' troppo alta, fischiata palla alta, quindi palla per lo Scandiano.
Vediamo. Sbaglia il passaggio adesso Carla Marquez per Sofia Ferrarini. Palla recuperata da Rebecca Taccardi, giravolta, parte, rigiravolta ancora e apre per Berta Tarrida. Ancora Rebecca Taccardi, Berta Tarrida, Rebecca Taccardi, un po' l'azione che vedevamo verso la fine del primo tempo del Matera. La chicca viene a fare perdere dalla punta, si alza un po', non è riuscita a trovare passaggi di ritorno, recupera palla adesso benissimo Alessandra Gallotta, fa partire il contropiede Berta Tarrida, palla dentro per Chicca Maniero, ferma bene la difesa dello Scandiano, recupera Berta Tarrida, palla fuori per Rebecca Taccardi, Chicca Maniero, vediamo, serve Rebecca Taccardi, ancora Chicca Maniero, bellissimo passaggio come quasi quello di prima. Possiamo dire che oggi Rebecca, eccolo che la dà indietro, fischia un fallo. Vediamo che Chicca Maniero chiede al direttore, all'arbitro Ciccolella, perché ha fischiato questo fallo di squadra. Dobbiamo dire che oggi Chicca Maniero e Rebecca Taccardi si trovano a memoria, possiamo dire. È già un 4-5 triangoli che riescono a concludere. Fallo questo! Mamma mia, non riesce a fischiare. Non fischia questo fallo su Rebecca Taccardi. Ciccolella fa partire il contropiede dello Scagnano. Brava Chicca, brava. Questa era una palla da prendere addosso, perché eravamo un po' fermi a lamentarci sul fallo non fischiato in area a Rebecca Taccardi. Partito il contropiede, molte volte classica situazione, segna la squadra avversaria. Invece la Chicca Maniero è riuscita a stare davanti al tiro di Anna Berti. Vediamo ancora palla per Berta Tarrida, molto bassa adesso la difesa dello Scandiano, parata ancora bene di Greta Ganassi su Rebecca Taccardi. Chicca tira, non c'era lo spazio necessario, non è riuscita a trovare lo spazio la Chicca. Qualche pallina persa, non è da lei oggi, di Berta Tarrida. Qualche pallina di troppo regalata allo Scandiano da parte della giocatrice spagnola. Vediamo, sbaglia il passaggio Luisa Lamacchia, Carla Marquez si allarga ancora sulla sinistra, gira dietro porta, fa finta di girare dietro porta, mette questa pallina dentro per Alessandra Gallotta, riesce a anticipare ancora il passaggio bene Giorgia Meneghello. Cambio, esce, sbaglia anche la Chicca stavolta. Per fortuna che Rebecca Taccardi ha recuperato la sfera, rientra Pamela, gancio sulla destra, palo. Sì, palla parata col casco Greta Ganassi. Intanto abbiamo visto che è rientrata Pamela La Polla al posto di Luisa Lamacchia per dare quella qualità in più. Brava Chicca, dietro porta, recupera bene su Carla Marquez, parte dalla sinistra, passaggio dentro per Pamela, fermata ancora, pallina intercettata dalla difesa dello Scandiano quando mancano 10 minuti esatti alla fine del secondo tempo. Vediamo se lo Scandiano adesso va a cercare le ragazze materane per cercare di rubar palla prima più veloce possibile per tentare qualcosa in avanti, magari fare il 3-2, o se invece no, vediamo che ancora un po' troppo presto, aspettano ancora molto bassi nella propria metà campo le ragazze del Matera. Berta si gira al limite dell'area, forse poteva provare una conclusione, la Chicca gli va a fare un blocco, passaggio per Pamela, la Chicca cerca un movimento in aria, eccolo, alza il schiaccio di Pamela, para bene Greta Ganassi, ricominciano i 45 secondi, Pamela dietro per Berta, passaggio giù per Chicca Maniero. Qua Rebecca deve andare in area, però stanno giocando bene le tre, diciamo, leader della squadra, Pamela, Chicca e Berta. Rebecca deve qua deve giocare dentro in area, perché è lei che deve dare il punto di riferimento. L'ultimo tocco deve essere, diciamo, un po' il suo. Vediamo, creare tanto gioco. Tiro di Berta Tarrida sui parastinchi della Jimeno, finta di tiro, brava Giorgia.
Chicca, palla dietro per Berta, Pamela, ancora per Chicca Maniero, dietro per Pamela la Polla, Berta. Intanto Massimo Barbieri chiama il suo terzo time out, primo nel secondo tempo. Sicuramente adesso a 8 minuti gli dirà alle proprie giocatrici di alzare un po' il livello, di aumentare un po' il ritmo, soprattutto in fase offensiva. Eccolo qua che si ferma il gioco. Vediamo il time out quando mancano appunto 8 minuti e 20 alla fine dell'incontro. Sicuramente adesso Massimo Barbieri chiederà alle proprie giocatrici di aumentare un po' il ritmo, come dicevamo, in fase offensiva, per cercare questo 3-2 che poi, se dovesse arrivare, possiamo dire che è tutta un'altra partita, perché sappiamo benissimo che le partite di hockey si vincono e si perdono negli ultimi 8-6 minuti della partita, quindi se dovesse arrivare questo 3-2 sarebbe tutta un'altra partita. Ci sarà l'assalto finale delle ragazze dello Scagnano. Viceversa, adesso mister Valerio Antezza sicuramente dirà alle proprie giocatrici di rallentare o tentare l'affondo del 4-1, che a 8 minuti vorrebbe dire chiudere la partita matematicamente. Vediamo, adesso finisce il time out. Cosa succederà questi ultimi 8 minuti? Pallina, vediamo, in possesso, che sarà del Matera, delle ragazze di mister Antezza. Via, doppio scambio Pamela e Berta. Vediamo che schema proveranno le ragazze di mister Antezza, vedremo. Classico, cerca di far addormentare la partita con questo rombo largo. Pamela, Berta, blocco di Rebecca sulla giocatrice di Berta, fallo di squadra. È andata a fare un blocco irregolare su Carla Marquez. Vediamo questa azione offensiva dello Scandiano, cosa faranno le ragazze di mister Barbieri. Oh, brava la chicca, brava Chicca Maniero a recuperare subito palla da Alessandra Gallotta. Palla per Berta, blocco laterale di Bebe, Taccardi, palla per la Chicca, Pamela, Chicca ancora, Pamela ancora, Chicca. Le due giocatrici della nazionale, ricordiamole. Chicca, mister Valerio Antezza gli dice di provare a puntare Alessandra Gallotta, la Chicca lo ascolta, va fino al limite del campo, dietro per Pamela, Chicca Maniero, Berta, passaggio dentro per Pamela, bello. Intanto vedo dalla regia che c'è un problema alla telecamera, sicuramente verrà sistemato il più velocemente possibile. Intanto vi spiego per quanto possibile la partita. Classica azione del Matera con questo rombo largo, Pamela a fare il perno, Berta e la Chicca le due giocatrici laterali, Rebecca alla punta. Eccola qua, fallo 2, perfetto, problema risolto più velocemente possibile. Vediamo Berta, Rebecca Taccardi che vince l'ingaggio a 2, palla per Berta, tira da metà campo, Pamela larga, c'è la Chicca dall'altra parte, Pamela non riesce a servirla e perde il possesso della pallina. Rebecca Taccardi va a fare il blocco sulla giocatrice di Pamela che tenta questo 1 contro 1 laterale, gira dietro porta, palla per Rebecca che sbaglia il controllo, fa partire il contropiede dello Scandiano, Carla Marquez. Era pericolosa, un'azione pericolosa adesso di Carla Marquez, che ha tentato questo tiro accompagnato di rovescio, palla che va a finire rasoterra all'esterno della rete. Fa così ripartire l'azione offensiva da parte del Matera. Pamela
chicca Maniero, ancora Pamela, Berta, scambia per Pamela che scende dalla sinistra, questo tiro battuto, para bene la capitana della Scandiano Greta Ganassi. Berta Tarrida, tiro di rovescio, para ancora Greta Ganassi, altri 45 secondi, chicca a non sbagliare, bravissima chicca Maniero, gli stava venendo incontro Carla Marquez, era molto facile lì perdere il possesso della pallina, è stata brava la chicca a essere dura nel contrasto. Intanto vediamo Larissa Lamacchia pronta al cancellino e Anna Berti, giocatrice di punta dello Scandiano, per tentare di fare questo 3-2 e riaprire la partita. Scambiano dietro porta chicca Maniero e Berta. Pamela, finta di tiro, gancio su Carla Marquez, gira dietro porta Pamela, quando mancano 10 secondi deve andare al tiro il Matera, palla dietro per Berta, deve tirare Matera, ha tentato questa conclusione Berta, non è riuscita a servire bene chicca Maniero, che adesso recupera palla, passaggio per Rebecca, Pamela deve segnare, Pamela, chicca, la palla rimane lì, si gira, la chicca non, gol sbagliato di Pamela, non è da lei, della giocatrice capitana della femminile. A 5 minuti doveva chiudere la partita Pamela, dopo una bella azione, dopo che chicca Maniero ha recuperato la palla qui a metà campo e aveva servito la chicca. Tanto vediamo che esce Rebecca Tacardi, entra Larissa Lamacchia. Vediamo, ecco il gol che chiude la partita, eccolo qua, Berta Tarrida, laterale, puntato la propria giocatrice, è andata a tirare centralmente una fucilata di rovescio all'incrocio dei pali, traversa gol, niente da fare per Greta Ganassi, e quindi quando mancano 3:56 al termine dell'incontro possiamo dire che è questo il gol che mette fine a questa partita. Dicevamo poteva arrivare oltre a 2 dello Scandiano. Che parata di Giorgia Meneghello, mamma mia, bellissima parata di Giorgia Meneghello in porta. Pamela dentro per la chicca, triangolo che vuole tornare palla, Pamela, brava la chicca che ha cercato di chiudere questo triangolo, purtroppo la pallina non è passata. Stavamo dicendo o arrivava al 3-2 dello Scandiano e riapriva la partita definitivamente, o arrivava al 4-1 del Matera, con questa fucilata che ha tirato Berta Tarrida dal limite dell'area, traversa gol, imparabile per Greta Ganassi. Ancora Berta, guarda dentro chicca Maniero, marcata bene da Carla Marquez. Chicca Maniero, sbaglia il passaggio, il primo forse della chicca per Pamela. Scadono i 5 secondi. Palla in possesso allora della rotellistica scandianese, palla fuori per Maria Jimeno, prova una conclusione in girata, bel passaggio della chicca per Berta, stop a seguire di Berta Tarrida, ferma ancora bene Greta Ganassi. Pamela, la chicca quando manca 2:30. Vediamo che adesso Matera tenta di addormentare la partita il più possibile. Ormai non c'è nessun motivo di accelerare l'azione, anche se adesso la chicca prova questo passaggio dentro veloce per Larissa Lamacchia, che non riesce a capire questo passaggio appunto di chicca Maniero. Parte Anna Berti, gancio sulla sinistra, tiro battuto di rovescio, para bene Giorgia Meneghello, para la recuperata la Pamela, lancia chicca Maniero, impapera, si accentra, scambio dietro per Pamela, gira dietro porta, pallina, finta di girare dietro porta per Pamela, lascia la pallina sul primo palo per chicca Maniero, non è riuscita a controllare la sfera, palla recuperata ancora del Matera, perde palla Larissa Lamacchia. Quindi nuovo possesso dello Scandiano quando manca 1:30, 4-1 per il Matera, 5-2 di falli, quindi molto lontani dal decimo fallo da tutte e due le parti. Alessandra Gallotta, vediamo a metà campo, affrontata da chicca Maniero, Pamela li va al raddoppio, Alessandra Gallotta riesce a tenere in possesso la pallina,
fallo da parte di Pamela La Polla. Alessandra Gallotta che cade dietro la porta, sesto fallo di squadra fischiato. Vediamo, palla recuperata da Pamela La Polla dietro la porta quando entriamo esattamente adesso nell'ultimo minuto di questa partita. Pamela, Berta, palla per Larissa. Giorno importante oggi per Larissa Lamacchia, diventa maggiorenne la ragazzina Materana Doc, sorella di Luisa Lamacchia. Tanti auguri a te Larissa. Auguri a te Larissa per questi 18 anni. Recupera bene Larissa, pallina dietro per Pamela quando mancano 25 secondi. Chicca Maniero apre per Berta Tarrida, affrontata da Anna Berti. Gli gira dietro la Chicca, poteva anche andare per terra qua la Chicca, sarebbe stato cartellino blu per Anna Berti. Ha voluto invece stare in piedi la giocatrice novarese. Maria Jimeno, affrontata da Larissa, tira Maria Jimeno, para ancora Giorgia. Palla recuperata da Larissa e finisce così. Ennesima, va 4 su 4 la Deco Roller Matera in campionato. 4 partite, 12 punti per le ragazze di Mistrantezza, non sbagliano anche questa quinta giornata. Partita finita 4-1 sulla rotellistica scandianese. Ci sentiamo sabato per la grande sfida, il big match qui alla Tenso Struttura di Matera contro le fortissime giocatrici spagnole del Gijón. Buon sabato a tutti.